Buonasera a tutti ragazzi. In California del Sud è stato lanciato un allarme rosso estremo. Come ben sapete in tanti di voi ragazzi, sta bruciando davvero tutto. Sono giorni che ci sono incendi boschivi che hanno causato, diciamo, l'evacuazione, ragazzi, di oltre 200.000 persone, quindi blackout, distruzione di case, edifici. Solo a Los Angeles, ragazzi, sono state evacuate 7.000 abitazioni. Quindi davvero, diciamo, un vero rogo. In effetti è rafforzato pure dal vento, ragazzi, che ci sono venti a 128 km orari, quindi immaginate l'incendio con questo vento che lo alimenta, quindi diciamo sta prendendo proprio fuoco ovunque. Più a nord di Los Angeles già andati in fumo oltre 30.000 ettari e distrutto 189 edifici, tra cui diverse case, strutture pubbliche. Finora solo il 15%, ragazzi, è stato, diciamo, eh, domato dalle fiamme, diciamo. Quindi ci sta un altro 85% ancora da spegnere, quindi davvero un rogo, come dicono i media americani, quindi ci stanno incendi davvero dappertutto, quindi sono ancora, diciamo, giorni e giorni che, diciamo, questo vento alimenta questo forte incendio, quindi ha distrutto tantissime case, la contea di Sonoma, comunque diciamo anche Los Angeles, Simi Valley, comunque un po' dappertutto, ragazzi, quindi diciamo che non riescono a domare questo fortissimo incendio, quindi ovunque nello stato del West Coast, ma davvero ragazzi è dura, quindi solo il 10-15% è stato spento, rimane l'85% ancora da spegnere. Quindi allarme rosso, ragazzi, per 26 milioni di persone. Quindi diciamo sono tre i principali roghi: ESFAD nella Simivalle, nella Financial Biblioteca Presidenziale di Ronald Reagan, Jetfire che brucia a Los Angeles e Kind Fire che sta bruciando i vigneti della Sonoma Valley. Quindi ragazzi davvero roghi quasi ovunque, quindi la preoccupazione è pure che ci sono queste emissioni di carbonio, quindi diciamo che comunque andranno in aria, quindi dobbiamo dimezzare le emissioni di carbonio almeno per 10 anni da adesso. Con tutto questo che sta bruciando, con tutto questo, queste diciamo emissioni di carbonio, dovremo nei prossimi 10 anni, dicono, dimezzare le emissioni di carbonio. Quindi diciamo a parte il rogo, a parte la distruzione totale, ci sta tutto questo diciamo carbonio che comunque sta andando nell'atmosfera, quindi diciamo che le cose si stanno mettendo davvero male, ragazzi. Quindi in caso riescono più o meno a domare un po' questi incendi, faccio un altro aggiornamento. In effetti io pensavo che la situazione era molto facile, poi ciao avvocatela, poi adesso mi sono reso conto che stavano passando giorni. Io pensavo che era un semplice incendio, perciò non ho pensato di fare un video, ho detto vabbè, sarà una cosa così, ma invece no, ragazzi, la cosa si sta mettendo proprio male. Già stamattina avevo visto questo diciamo questo giornale americano, e già stamattina volevo fare il video, ho detto vabbè, vediamo, diciamo, stasera che succede. Ma ancora stasera vado a vedere, diciamo, nel sito web americano, e ancora le cose sono peggiorate rispetto a quello che ho letto stamattina, quindi diciamo è davvero un rogo, come dicono loro. Quindi sta bruciando davvero tutto. Hanno detto, hanno confermato che solo il 15% delle fiamme è stato domato dai pompieri, quindi rimane un altro 85%. Quindi non so quanti giorni riusciranno a fare, ma sicuramente se diciamo in 3-4 giorni hanno fatto solo il 15%, qua ne avranno per meno, ma non si capisce se è doloso, se non si è capito. Guarda,
l'ho fatto la traduzione di 3-4 siti americani, di giornali, ma non spiegano il rogo, diciamo, iniziale, chi è stato, oppure se è stato doloso, se non lo spiegano in nessuna maniera. Diciamo, ci sta solo il fatto di questo, la California brucia, Los Angeles brucia, però non danno proprio, diciamo, allarme rosso per 200.000 sfollati, però nessuno parla di che cosa l'ha alimentato questo fuoco. No, no, avvocati, di morti non se ne parla proprio, no. E neanche di feriti, quindi si parla solo di case, edifici, strutture, diciamo di questo sì, ma non parla proprio né di feriti né di persone che sono rimaste vittime. No, no, si parla solo di case, evacuazioni. Hanno fatto a tempo ad evacuare, quindi perciò non ci stanno feriti o altre. Però qua addirittura parlano 26 milioni di persone, quindi non è che sono due, due ragazzi qua, sono 26 milioni. Sì, sta bruciando tutto proprio lì, perciò ho detto io, quindi hanno fatto andare via tutti, quindi ci sta ad esempio questa traduzione, allora, come lo stato della West Coast in fiamme. In ginocchio gli incendi in California, quindi in ginocchio California in ginocchio per gli incendi, quindi questa è la traduzione, quindi questo è l'inglese. Quindi tutti i siti in inglese, ragazzi, in americano portano sempre la stessa cosa, però non riportano feriti oppure morti, se è stato doloso, questo qua non lo spiegano proprio. Quindi parlano di case distrutte, queste cose qua, ma di come è nato l'incendio, ragazzi, non si sa. Quindi speriamo di trovarlo perché sì, si vede i bigoni stanno proprio a posto, stanno. Quindi parla di blackout, distruzione di case, edifici, Fabrizio. Diciamo questo rogo, come lo chiamano loro, è rafforzato dai venti fortissimi. Quindi in fumo 30.000 ettari di qua, 20.000 ettari di là, ma di come sia nato questo incendio non si trova, perlomeno qui ho controllato 6-7 siti inglesi proprio per vedere la notizia vera, perché giustamente poi se la leggo in italiano chissà che scrivono, quindi è meglio andare direttamente dove sta il guaio, come dico io, e non parlano proprio, quindi diciamo sono 26 milioni le persone interessate da questo allarme rosso, quindi sono tre principali roghi, poi sono tre parti, quindi nemmeno uno. Ace Fire nella Simi Valley, poi ci sta il Jetfire che brucia a Los Angeles e King Fire che sta devastando i vigneti, quindi della Sonoma Valley. Quindi sono tre i roghi in effetti, quindi non capisco come in tre parti, quindi secondo me deve essere di natura dolosa, perché come fai a fare tre parti? Cioè è strano che in tre parti prende fuoco, no, però non lo so, è possibile che tre persone, voglio dire, avrebbero dato fuoco a tre posti diversi. Cioè, ma non lo so, però non lo spiega qui. Cioè, dicono tutto, ma tranne che cosa ha fatto questo incendio, quindi da come è partito, non si sa proprio nulla. Saranno piromani, boh, non lo so, però perché per essere, ciao Danny, per essere tre località diverse, sta picchiando l'America, Danny, sta pigliando fuoco tutte cose. Vabbè, lo dico in italiano, se no Danny come sta problemi. La California sta bruciando, quindi tutta l'America sta bruciando. Allarme rosso ci sono 200.000 sfollati. Il vento sta alimentando le fortissime fiamme. È stato. Vabbè, per gli altri potassi che non capivano, quindi è meglio dirlo in italiano. Quindi in ginocchio la California, diciamo ci stanno un sacco, tre parti diciamo dell'America che stanno bruciando, quindi in effetti sono tre luoghi diversi, quindi perciò stiamo dicendo ma chi avrà acceso questo incendio, perché in effetti sono tre parti, sono tre i roghi dicono, quindi nella Ace Fire nella Simi Valley, poi Jetfire che brucia a Los Angeles e King Gate Fire che sta devastando i vigneti, quindi vedete sono diciamo roghi in luoghi diversi, quindi
che ne so, ci sarà un piromane proprio professionista, che ne so, oppure più di uno, perché è strano che comunque 27 milioni di persone sono interessate per questo allarme rosso, l'hanno chiamato addirittura allarme rosso. Quindi questa è la prima volta che danno un allarme rosso per incendio, quindi non è mai stato dato un allarme rosso per incendio, quindi è la prima volta che io leggo pure questa cosa, allarme rosso estremo per gli incendi, quindi questo non si era mai, per la prima, lo dicono pure, per la prima volta dichiarato l'allarme rosso estremo per gli incendi, quindi sta scritto pure, quindi è la prima volta che io sento un allarme per gli incendi, quindi pure ultimamente vi ricordate l'Amazzonia era andata in fumo, che era stata i piromani, là si era capito chi era stato e nemmeno avevano dato allarme rosso, qua hanno dato proprio allarme rosso, quindi che devo dire, sta pigliando fuoco l'America. Ve l'ho detto in napoletanamente, quindi non lo so ragazzi. Comunque ho visto le foto e ci stanno fiamme dappertutto ragazzi, quindi proprio un casino davvero. Quindi ho visto secondo me una ventina di foto, ci stanno proprio come questo pompiere che negli occhiali, vedete ci sono questi incendi nei boschi e tale e quale, non cambia nulla nelle foto. Sì, sì, ma succede sempre, quindi perciò pure in Amazzonia, facci caso, ogni anno piglia fuoco, quindi lo fanno proprio di proposito, o forse perché vogliono costruire, oppure perché si vogliono pigliare il terreno, non ho mai capito sta cosa. In Amazzonia l'ho capito, in effetti in Amazzonia lo fanno per prendersi il terreno, quindi per costruire, per coltivare. Ciao Rosanna, buonasera. Qua però perché lo fanno? Questo voglio capire. Cioè in Amazzonia ho capito perché lo fanno. Bruciano tutto e quindi dopo si prendono il terreno, costruiscono. Quindi diciamo la gente locale lo fa di proposito e ci sta. Ma qui no, in tre parti diverse. Che scopo avranno queste persone? Non lo so. Poi non sa che cos'è la cosa principale che qua neanche dice se sono state persone, se sono state piromani, no. Dice tre roghi in tre parti diverse, però non dice di che natura è. Quindi rimane, noi diciamo piromani, vabbè, ma non lo sappiamo alla fine. In tutto ho letto 3-4 pagine tutte quante in inglese, tutte tradotte, ma di piromani non se ne parla, si parla solo di case, il vigneto, tutte cose così, ma di chi è stato, oppure se è possibile è stato è doloso, non ne parla proprio, quindi noi pensiamo che sia così anche perché in tre parti diverse dico ma possibile e fosse stato un solo incendio, vai vai, allora può darsi pure che ne so, il caldo ha fatto prendere fuoco, è partito un incendio e vabbè, ma in tre parti è un po' strano. Cioè non voglio pensare che in tre parti diverse ha bruciato un po' di erba e ha preso fuoco tutto, no? Può capitare in una parte, ma lo so, avvocatella, non starà lì, certo, questo sì, però voglio dire, almeno per capire se è stato di natura dolosa oppure no. Quindi neanche loro lo sanno forse, perciò non ho scritto nulla, io credo, quindi perciò non dicono doloso, non doloso, perché forse neanche loro sanno come, diciamo, è partito questo incendio. Il problema è che adesso ci sta questo vento che sta portando le fiamme ovunque, quindi il vento sta facendo marciare molto velocemente questo incendio in tutte e tre parti, quindi perciò non riescono a domarlo, perché spegni una parte già ha preso fuoco 20 km, spegni 2 km e prende fuoco altri 30, quindi è un continuo, capisci? Se secondo me il vento si deve calmare il vento, solo così si potrà spegnere una volta per sempre questo incendio, perché se il vento continua a soffiare, ragazzi, stanno fritti là. Come ho detto io, spegni 1 chilometro e se ne bruciano 10. Quindi non starai mai a passo con l'incendio. Quindi deve, diciamo, fermarsi il vento e poi possono spegnerlo, perché se continua a camminare a 120 km come dicono loro, 140 km, e quando lo spegni sto incendio? Puoi prendere tutti i pompieri del mondo. Che fai? E non so quanti pompieri sono stati immobilitati da tutti gli Stati Uniti. Voi pensate ragazzi, là su 54 stati.
Non è che è arrivata un po' una squadra di pompieri, io credo che sia arrivata almeno una cinquantina di autobotte per spegnere questo incendio, ma non stanno facendo proprio nulla, non riescono, perché è troppo grande. Poi sono divisi perché in tre parti diverse, quindi diciamo è davvero un casino, come dico io, nel vero senso della parola, cioè non si capisce nulla. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, ci sentiamo dopo, tanto che ore sono? Sono le 9, quindi giusto un altro video lo farò. Vediamo di trovare qualche notizia un po' più tenebrosa, quindi verso quest'ora è più cercare qualcosa sul mistero, quindi più diciamo da notte horror, quindi chiudiamo sempre in bellezza, quindi giustamente, giusto per farvi addormentare dolcemente, così con la storia di paura andate tutti a dormire felici e contenti. È vero, avvocato, tu ne sai qualche cosa. Quindi dopo aver fatto quest'altro video dovrò vedere qualche film di paura perché se no non mi addormento. Oramai ho preso l'abitudine che la sera, prima di addormentarmi, un film di horror, quindi tra thriller, queste cose qua, e poi si può dormire, diciamo, bello, bello, bello. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, vado a vedere che devo trovare.